La prima bagarre elettorale scoppia nella Marca alla Treviso in rosa, marcia benefica organizzata ogni anno dalla Lilt per raccogliere fondi per sostenere la ricerca contro i tumori femminili. E ieri, vestite di rosa, si sono presentate al via circa 11.000 donne. Tra di loro però c'era anche l'europarlamentare veneziana leghista Rosanna Conte e candidata per un altro mandato in Europa, in primissima fila e pronta a scattare. Ma prima di partire, salutando ufficialmente la folla, ha sollevato un bel cartellone elettorale tutto colorato. Conte in Europa, con il tè finale in giallo. Uno spottone elettorale, stupore generale. La mossa ha preso in contropiede anche il sindaco Mario Conte, omonimo, e soprattutto il suo vice Alessandro Manera, pure lui nella lista della Lega per le europee, che tutto si sarebbe aspettato tranne che una mossa del genere. Anche lui, in qualità di assessore allo sport, aveva portato poco prima i saluti istituzionali. Ma io ho detto poche parole istituzionali, ha precisato alla fine. Non ha aggiunto altro, il disappunto era però evidente. Molto più contrariato il Conte sindaco, non tanto interessato alle disfide elettorali quanto a preservare la manifestazione da ingerenze politiche di ogni tipo. Dietro le quinte si è arrabbiato parecchio e ha chiesto agli organizzatori di togliere di mezzo quei cartelli, che infatti poco dopo sono spariti. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 6 maggio 2024, la prima notizia del giorno riguarda la Treviso in rosa, un cartello elettorale della europarlamentare leghista Rosanna Conte, sventolato proprio durante l'inaugurazione della corsa, della manifestazione, durante i saluti istituzionali, fa scoppiare appunto la polemica. Alla Treviso in rosa con cartello elettorale, leghista nella bufera. Questo è il titolo del Gazzettino di oggi, articolo di Paolo Calia. L'eurodeputata Conte alla marcia benefica Lilt, infastiditi il sindaco e il vice Manera, che pure lui è candidato nelle liste della Lega. Nel frattempo arrivano naturalmente bordate dal Partito Democratico. Una cosa scandalosa, dice Antonella Tocchetto, consigliere comunale del PD, una cosa mai vista. Non si può utilizzare un evento come la Treviso in rosa, organizzato per la sensibilizzazione contro la lotta ai tumori, per fare campagna elettorale. Sulla stessa linea Carlotta Bazza, anche lei in consiglio comunale sotto il simbolo del PD. L'europarlamentare Conte non ha di certo avuto un bel comportamento, ha approfittato dei saluti per farsi campagna elettorale. Adesso siamo arrivati a questo. È vero che ha parlato anche il vice sindaco Manera, ma è stato molto istituzionale e poi per l'appunto è vice sindaco. L'europarlamentare invece si è presentata con tanto di cartello, veramente incredibile. Alla manifestazione 11.000 partecipanti, come abbiamo visto, finora nessuno aveva mai fatto propaganda. In serata arrivano le scuse dell'europarlamentare che si è accorta di aver messo il piede in fallo, evidentemente. Parla di uno scivolone. Ieri sera ha cercato di raddrizzare il tiro Rosanna Conte dicendo: mi rendo conto che è stato uno scivolone, sicuramente del tutto involontario, e mi scuso con gli organizzatori e con le partecipanti perché lungi da me voler approfittare di simili occasioni per farmi campagna elettorale. Lo conferma il fatto che nel mio intervento di saluto non ho fatto alcun cenno di natura politica, mettendo invece in evidenza l'importante finalità della manifestazione, alla quale ho preso parte molto volentieri, così come avvenuto nella passata edizione. Uno scivolone del tutto involontario, quindi, secondo Rosanna Conte, che si difende dicendo che nel suo intervento non ha affrontato temi di natura politica. Certo è che quell'intervento lo ha pronunciato tenendo in mano un cartello elettorale con il suo cognome e la scritta in Europa, quindi Conte in Europa. Questo per quanto riguarda la prima notizia di oggi, che ci porta nel clima già infiammato di una campagna elettorale per le elezioni europee. Ma proseguiamo la rassegna stampa di oggi, sempre appunto con altre notizie che riguardano ancora il tema delle europee, quindi della politica regionale in particolare, che si avvicina alla data dell'8 e del 9 giugno, quando si andrà a votare. Allora ci spostiamo sui quotidiani del gruppo NEM.
La politica regionale, europee, effetto domino sulla regione Veneto, giunta Soranzo in poll. Di che si tratta? Lo scopriamo nell'articolo di Laura Berlinghieri, l'ex presidente della provincia di Padova, Enoch Soranzo appunto, candidato a subentrare a Donazzan. Per Fratelli d'Italia in corsa anche Razzolini, che però potrebbe diventare capogruppo. La questione qual è? Elena Donazzan, assessora regionale della giunta Zaia, arrivata ormai al 4º mandato o forse addirittura 5º in regione, finalmente sembra essere pronta a salutare Venezia per trasferirsi a Bruxelles ed è quindi candidata alle elezioni europee. Se dovesse essere eletta, smetterà naturalmente di far parte della giunta regionale guidata da Luca Zaia e quindi Fratelli d'Italia potrà richiedere la sua sostituzione con un altro esponente di Fratelli d'Italia. Allora, da quanto risulta leggendo Laura Berlinghieri sui quotidiani del gruppo NEM, in pole position ci sarebbe Enoch Soranzo, già capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, oggi coordinatore del partito di Giorgia Meloni in provincia di Padova. Eletto al Ferrofini con quasi 6.000 preferenze, da capogruppo ha costruito rapporti con gli altri partiti, scrive Berlinghieri. Anche Polato può sperare in un seggio in Parlamento europeo. Polato, altro consigliere regionale di Fratelli d'Italia, veronese, candidato assieme a Elena Donazzan alle europee. Al suo posto, in caso di elezione, in consiglio regionale dovrebbe entrare Stefano Casali, anche lui già consigliere regionale per Fratelli d'Italia nelle passate legislature. C'è un altro aspetto però che riguarda l'alleanza di centrodestra in Veneto, un retroscena firmato da Filippo Tosatto che titola così: il centrodestra spaccato, Tajani chiese un assessore, ma Zaia ha risposto picche, speranze di ingresso in giunta ridotte al lumicino per i 3 consiglieri di Forza Italia, ancora di più dopo i recenti screzi sulla partita dell'autonomia differenziata. Antonio Tajani, ministro degli esteri, segretario nazionale di Forza Italia, aveva infatti chiesto al presidente della regione un gesto di coerenza rispetto all'alleanza di centrodestra, ma senza alcun esito. Questo è un virgolettato addirittura di Tajani, pubblicato dai quotidiani del gruppo NEM. Con lealtà abbiamo sostenuto i provvedimenti della giunta regionale, pur essendo esclusi dalle scelte. Insomma, c'è ancora questo fronte aperto con Forza Italia all'interno della maggioranza di Luca Zaia. Ne avevamo parlato ovviamente nelle scorse puntate di questo podcast. Anche questo è un tema che porterà fibrillazioni inevitabilmente nella maggioranza di governo e lo sta già portando. Vedremo cosa succederà dopo le elezioni europee. Nel frattempo voltiamo pagina, chiudiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. La prima arriva da Verona dopo il caso Citrobacter, batterio tra i neonati in ospedale, sospeso l'accesso per i parti prematuri. Sarebbero stati rilevati germi potenzialmente patologici, ora si attendono gli esiti degli ulteriori accertamenti eseguiti. Nel frattempo è ancora in corso il processo sul focolaio che nel 2020 fece 4 vittime, il caso Citrobacter appunto. Quindi questa appunto è la vicenda risalente al 2020 per la quale c'è un processo ancora in corso. Oggi, di fronte al sospetto di un nuovo focolaio, comunque della presenza di nuovi germi potenzialmente patologici, l'attenzione è massima nell'ospedale di Verona e in particolare nel reparto della terapia intensiva neonatale dell'ospedale della donna e del bambino di Verona appunto. Un'altra notizia, sempre sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM, la scienza che fa sold out, code e teatri gremiti nel segno di Galileo. Si tratta del bilancio della edizione 2024 del Festival della Scienza e dell'Innovazione, intitolato proprio a Galileo, un bilancio record per quest'anno, grande successo con temi ambiziosi. La rassegna si è svolta a Padova, tutto esaurito per gli eventi con il premio Oscar Nicola Piovani e il filosofo Umberto Galimberti. Secondo gli organizzatori, dopo 12 anni di progressiva crescita, quest'anno la rassegna è esplosa. L'articolo è di Nicola Cesaro per i quotidiani del gruppo NEM.
Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia che troviamo invece sul Gazzettino. La guerra dei taxi, questo è il titolo. Venezia, il Quirinale dà via libera ai motoscafi NCC con licenze di altri comuni. Bocciato quindi il divieto di circolazione a barche con autorizzazioni rilasciate da enti diversi. Potranno circolare quindi non soltanto i motoscafi con licenze del Comune di Venezia. La decisione di Mattarella, del Presidente della Repubblica, è l'ultimo atto di un'avvertenza aperta ancora negli anni 90. Il ricorso contro la zona traffico limitato è stato accolto sulla base di un parere del Consiglio di Stato. L'articolo è di Michele Fullin per il Gazzettino e questa notizia naturalmente fa pensare che il traffico nei canali di Venezia sia destinato ad aumentare ulteriormente. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.